escursioni nel sistema del verde dell'area cagliaritana. Con Marcello Polastri e con l'assessora Paola Piroldi andiamo a scoprire Cagliari e tutti i posti più esclusivi e segreti. Mi trovo in un dedalo di ambienti scavati nella roccia, utilizzati dall'uomo come se fossero queste gallerie delle vene di storia, permeate anche di leggende, di aneddoti. Signori, alle vostre spalle l'ingresso di un tunnel sotterraneo. L'amministrazione comunale di Cagliari è molto attenta alle richieste che provengono dalle associazioni del territorio e questo anche a dimostrazione del fatto che l'amministrazione fin dalle prime azioni e fin dal programma di governo, dalle linee programmatiche, ha dato una grande disponibilità a quella che è la riscoperta della Cagliari sotterranea, in questo caso la Cagliari da scoprire. Oggi abbiamo ospiti anche i cittadini più giovani. Come ti chiami? Viola, Quanti anni hai, Viola? 8. A questi ragazzi noi vogliamo insegnare a conoscere ed amare la propria città. E il coinvolgimento dei cittadini e anche delle fasce dei bambini più piccoli è molto importante per dare un segnale alle nuove generazioni di quello che è l'ambiente e le risorse culturali della città di Cagliari. Questa pietra è di origine sedimentaria marina, qui milioni di anni fa, mica l'altro ieri, c'era il mare. La visita di quest'oggi suggella quello che è l'interesse anche degli amministratori pubblici, ma nel tempo è stato un cavallo di battaglia quello della valorizzazione di Cagliari sotterranea. L'amministrazione di Cagliari è intenta in un rilancio, alla riscoperta dei posti nascosti che sono da rivalorizzare. Potremmo parlare per ore, ma è meglio andare sotto. E il desiderio di scoperta dovrebbe entrare nel cuore di tutti i cagliaritani per rendere partecipi i parenti, amici, i propri figli, per tramandare le tracce che ci sono state lasciate in eredità